Investimenti anche per il Veneto e in Polesine inseriti nella nuova legge di bilancio 2020 con il testo che è già stato definitivamente approvato. In realtà non è terminato l'iter parlamentare, la manovra è in aula al Senato e deve ancora passare alla Camera, ma non ci saranno più modifiche, i tempi sono troppo stretti. A parlare di questa nuova legge nella sede del Partito Democratico il senatore Dem Vincenzo D'Arienzo e l'ex deputato Diego Crivellari. Questa legge di bilancio, ha spiegato D'Arienzo, è partita con l'obiettivo della sterilizzazione dell'IVA e delle accise ed è stato pienamente raggiunto con un risparmio annuo di circa 800 euro per le famiglie italiane. Ci saranno cospicui investimenti che andranno ai comuni, una riduzione delle tasse sul lavoro, oltre al ripristino del pagamento degli straordinari per i vigili del fuoco. Per quanto riguarda il Veneto, arriveranno fondi da investire nelle infrastrutture per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2026, mentre focalizzandoci sulla provincia di Rovigo stiamo lavorando per il nuovo contratto di programma tra lo Stato e la rete ferroviaria. Parliamo ovviamente del potenziamento e sistemazione della tratta Rovigo-Verona, oltre al passaggio del tratto Padova-Bologna dell'alta velocità. Diego Crivellari ha focalizzato il suo intervento sulle elezioni regionali di maggio 2020. Voglio sollecitare la sezione regionale del Partito Democratico alla ricerca di un candidato che non dovrebbe uscire dalle primarie e siamo già in ritardo. Forse c'è l'idea che Zaia sia imbattibile? Fatto sta che anche noi dobbiamo provare a giocarci questa partita e non possiamo perdere altro tempo. Dobbiamo presentarci nel miglior modo possibile perché sappiamo benissimo come le elezioni regionali hanno sempre una parte di incertezza.